Mi affascina il disegno perché riesco su un foglio bianco, riesco a creare comunque delle costruzioni, delle piccole città. E questo mi fa, diciamo, viaggiare un po' con la testa. La cosa che mi piace in questa scuola magari è le ore di topografia, quando usciamo fuori a prendere misure, che siamo tutti insieme all'aperto, che siamo divisi in gruppi e lavoriamo. Sì, a me piace molto il lavoro pratico. Fin dall'inizio è stata data una grandissima importanza alla manualità e all'attività pratica, non a detrimento della teoria, ma cercando di adeguare la teoria alla pratica. Più stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro e un'offerta formativa più flessibile e coerente con le esigenze del territorio e del mondo produttivo. La scuola si apre alla collaborazione con le realtà esterne e si arricchisce dell'ausilio di esperti. Grazie all'autonomia, gli istituti tecnici hanno l'opportunità di modificare fino al 20% l'orario annuale delle lezioni per realizzare attività e insegnamenti facoltativi. Dal terzo anno possono essere introdotti spazi di flessibilità nelle aree di indirizzo, fino al 30% nel secondo biennio e al 35% nel quinto anno, per articolare eventuali opzioni che consentano di rispondere efficacemente a documentate richieste del territorio e del mondo del lavoro. Le opzioni saranno inserite in un elenco nazionale periodicamente aggiornato in base al monitoraggio e alla valutazione dei risultati. Gli studenti scelgono le opzioni a conclusione del primo biennio. Nel diploma finale, rilasciato con l'esame di Stato, sono certificate le competenze del profilo generale e quelle acquisite con le opzioni. È un percorso che fa provare ai ragazzi dal vero le tecnologie delle costruzioni che loro studiano all'istituto tecnico. Oltretutto questo percorso gli fa conseguire una qualifica di secondo livello europeo, spendibile in tutto il mercato del lavoro, in tutta Europa, e quindi anche a livello curricolare questi ragazzi avranno qualcosa in più. Il primo giorno abbiamo provato a fare l'armatura di un pilastro, abbiamo seguito le istruzioni del professore. Il comportamento che abbiamo qua allo stage in confronto a quello che abbiamo a scuola deve essere di certo più attento, perché potrebbero esserci pericoli anche di farsi male, quindi per la sicurezza. Effettivamente inseriti in un mondo di lavoro anche in breve tempo possono farsi un'idea e avere quella capacità visiva e pratica per poter domani dirigere i lavori. L'edilizia è un'industria a rischio e quindi tutte le norme di sicurezza che ci regolano sono basilari per noi. Continuiamo a insistere con i ragazzi. Mi è stata data la possibilità di partecipare appunto a questi stage e lì c'era un capocantiere molto simpatico che comunque ci ha insegnato a tutti qua, a me e altri amici, norme sulla sicurezza, ci hanno dato il caschetto e varie cose. E poi proprio abbiamo visto come si tira da un mattone, si tira su proprio un palazzo. Abbiamo visto passo passo, siamo stati un mese. Ma perché le famiglie dovrebbero scegliere per i propri figli i percorsi degli istituti tecnici? Molti i vantaggi: maggiori probabilità di trovare lavoro e in tempi più brevi, tassi di occupazione più alti, remunerazioni più elevate. I diplomati in costruzioni, ambiente e territorio possono inserirsi nelle imprese del settore, assumendo ruoli e responsabilità di coordinamento dei lavori. Ci sono ampi spazi per l'esercizio della libera professione e attività di consulenza, con opportunità di accesso agli ordini professionali regolamentati, come i geometri e i periti industriali. Per chi sceglie di proseguire gli studi negli istituti tecnici superiori, ITS, o nei corsi universitari coerenti con i diplomi tecnici, si aprono ulteriori prospettive occupazionali. Dopo gli studi spero di continuare, magari prendendo l'università di architettura per poi progettare, oltre che tecnicamente, una casa, anche esteticamente, che è quello che ho sempre desiderato di fare. Faccio ancora qualche sacrificio, se si può dire così, e poi farò un lavoro che mi piacerà ancora di più. Ciao a tutti, alla prossima!